Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Nella nostra storia andremo indietro nel tempo e parleremo di turismo. Ne parleremo perché è uno dei settori che in questo momento ovviamente sta soffrendo dopo quello che sta capitando nella nostra regione. E poi invece parleremo anche di territorio e ambiente nelle diverse declinazioni. Quindi vedremo il nostro ambiente com'era 40 anni fa, cosa abbiamo combinato nei nostri territori e poi piano piano come è cresciuta una coscienza che fa sì che oggi abbiamo molto più rispetto del nostro territorio, delle nostre piante, delle nostre città, perché no? Allora, pronti per questo viaggio? Due grandi personaggi con noi che commenteranno i servizi, naturalmente dopo la sigla. Eletti oggi dal Consiglio regionale i nuovi responsabili delle aziende promozione turismo che hanno sostituito le vecchie aziende di soggiorno e turismo e gli enti provinciali per il turismo. Per l'azienda turistica veneziana è risultato eletto Roberto Carrain. Per Treviso la scelta è caduta su Giampaolo Miotto. La promozione del prodotto veneto all'estero continua incessante. Ne dà notizia il centro estero delle Camere di Commercio del Veneto. Prodotti veneti sono presenti ad importanti appuntamenti fieristici a Mosca e a New York. Altri appuntamenti si svolgeranno presto a Monaco, Lione e Graz. Interessati sono il settore sportivo, gli agroalimentari, l'edilizia, i mobili. Eccoci qua, allora incominciamo questo viaggio parlando di turismo, parlando della storia del turismo nella nostra regione, nella nostra provincia e ne parliamo con l'assessore attuale al turismo Federico Caner. Benvenuto. Grazie, grazie a tutti voi. Allora intanto questo era un pezzo di telegiornale del 18 luglio del 1986, lei quanti anni aveva? Nell'86 avevo 13 anni. Pensava già di fare l'assessore al turismo? Assolutamente no, però facevo già il turista. Ah sì? E dove faceva il turista? Beh, guardi, innanzitutto lo facevo attorno a casa, perché uno degli episodi più belli, dei ricordi che ho, è il Nevegal. Tra l'altro proprio in questi giorni mi sono trovato a gestire la questione del Nevegal come impianto, diciamo, turistico che rischia, diciamo, se non c'è un intervento pubblico importante, la chiusura. E quando mi sono trovato a trattare questo tema con il sindaco, con gli operatori, mi sono venuti in mente tutti quei ricordi perché io ho imparato a sciare lì, no? E quindi è stato anche bello, su quelle cose che insomma non ti penseresti mai nella vita, no? di affrontare, mi sono in mente tanti bellissimi ricordi. Senta, in questo primo spezzone si parla del passaggio da azienda di soggiorno ad azienda di promozione turistica, cioè nell'86 c'è questo passaggio da parte della regione. Spieghiamo ai nostri telespettatori perché questo è un passaggio epocale nel turismo del Veneto. Ma perché prima si parlava di soggiorno, no? Gestione del soggiorno del turista nel territorio, che significa avere già dei turisti che arrivavano e diciamo gestirli lungo la destinazione, lungo la località. Non c'era ancora forse il concetto della promozione tout court internazionale, oppure il fatto di andarsi a prendere il turista facendo della promozione. Ecco perché si è passato anche, no, il concetto della sigla, del nome, da azienda di soggiorno a azienda di promozione turistica. Quindi l'idea di allargare il territorio, di fare una promozione internazionale e di non pensare soltanto alla gestione del cliente una volta in loco, ma di andarselo a prendere anche con attività di promozione. Ecco, quindi da lì probabilmente c'è la svolta di una nuova gestione turistica del territorio. Ecco, questa cosa la regione la faceva già negli anni '80, cioè quella di andare nelle fiere, perché poi abbiamo sentito che c'era questa, diciamo, si cercava di internazionalizzare un po' il nostro territorio con addirittura una grande fiera a Mosca e una a New York come se fosse l'altro mondo. Adesso com'è cambiata la cosa? Ormai si fanno viaggi ogni settimana, credo. Beh sì, ormai si fanno, anche se le fiere sono cambiate molto, perché una volta si facevano molto quelle che erano le fiere anche di pubblico, adesso non è più così, sono pochissime, sono quasi tutte fiere di operatori e quindi si va in fiera già con gli appuntamenti prefissati. La regione prevede questi grandi stand dove all'interno ci sono già gli operatori turistici che vogliono parteciparvi
e loro si fanno già una scaletta di appuntamenti e quindi si va un po' a colpo sicuro. Ecco, la fiera è cambiata molto da questo punto di vista e ormai è solo per operatori, perché il resto, diciamo, della promozione turistica avviene tramite i social, per esempio, avviene tramite internet, quindi si fa, diciamo, è cambiata un po' completamente, non un po' completamente. Sì, impensabile per quegli Esatto. anni là. Continuiamo questo discorso che mi interessa molto, tra l'altro poi volevo chiedere questa cosa di Mosca che fa la fiera turistica quando c'è il pieno comunismo, mi sembra una cosa veramente quasi singolare, però voglio portarla, visto che lei parlava del Neve Gall nell'86, invece voglio portarla al mare, al 7 luglio dell'87, in cui c'è l'azienda di soggiorno che diventa APT a Jesolo, attenzione, tra l'altro su un'area che doveva ancora svilupparsi, poi come si è sviluppato. Allora vediamo insieme questo servizio e poi lo commentiamo. Passaggio di testimone all'ex azienda di soggiorno e turismo di Jesolo, da oggi ufficialmente azienda di promozione turistica. L'insediamento del nuovo presidente, Benito Chiappa, già a capo dell'Urvait, l'Unione Regionale Veneta Imprese Turistiche, è avvenuto questa mattina alla presenza di numerose autorità civili e militari. Al tavolo, oltre al nuovo consiglio d'amministrazione al completo, c'erano il sindaco di Jesolo, il presidente della provincia di Venezia Orlando Minchio, l'assessore regionale al turismo Jacopo Panozzo ed il presidente del consiglio regionale Francesco Guidolin. Uno spazio particolare è stato riservato al problema della viabilità, che bloccherebbe, secondo i più, l'afflusso dei turisti, costretti dalle code a spostarsi verso altri lidi. In cantiere il progetto per una superstrada che dovrebbe collegare Jesolo alle province di Venezia e Treviso, accorciando così le distanze tra spiaggia e caselli autostradali. In proposito, il presidente della provincia, Orlando Minchio, ha parlato di accordi già presi con l'ANAS. Intanto, per i programmi a più breve scadenza, sentiamo quali sono le idee del neopresidente APT Benito Chiappa. Quello del centro congressuale, l'ho detto stamattina, e questo del centro congressuale è una cosa che bisogna assolutamente fare, come bisogna cercare di portare anche il turismo giovanile, cioè il turismo scolastico che adesso l'hanno abolito, questo che tenderebbe ad anticipare la stagione, mentre il centro congressuale e poi il turismo della terza età. Però per il turismo della terza età vuol dire arrivare qui a ottobre e anche a novembre, bisogna avere le attrezzature e bisogna che la Regione finalmente, dopo tante richieste che abbiamo fatto, noi non chiediamo soldi a fondo perduto come vanno senza far nomi in tanti posti d'Italia, chiediamo solo un credito agevolato perché gli operatori turistici possano ristrutturare le case, perché non solo gli alberghi ma anche i servizi della città, e perché questi, per prolungare la stagione, bisogna che la città abbia qualcosa in più di quello che è adesso. Progetti ambiziosi quindi, che buttano un occhio anche sulla terza età. Chiappa è però ancora cauto nel fare promesse. Se ne riparlerà, ci ha detto, dopo le vacanze. Allora, Assessore, è stato un salto indietro nel tempo. Ma bello, complimenti, veramente bello questo servizio qua, anche perché certe cose sono veramente ancora d'attualità, ci sono alcuni segnali importanti che arrivano. Allora, l'unica differenza la noto sul concetto, diciamo, di promozione, che è molto incentrata qui sul turismo domestico, no? Rispetto ad adesso, dove insomma, ormai il turismo rappresenta circa il 70% estero e un 30% italiano, no? Quindi qua invece sento molto che si concentra, no, nell'attirare ancora, che ne so, i trevigiani, i padovani, perché il turismo... siamo in quegli anni dove tu facevi la via Jesolo da giugno a settembre. Da giugno a e settembre, esattamente, quindi le fabbriche chiudevano per lungo periodo, quindi la gente faceva anche mesi di vacanza o comunque almeno i canonici 15 giorni, no? Quindi c'era molto questa idea, mentre oggi è cambiato tutto da questo punto di vista qua. Però ci sono delle cose che sono ancora attuali, l'allungamento della stagione turistica, cioè anche oggi si parla di dire dobbiamo trovare un sistema per tenere gli alberghi più aperti, cioè quindi anticipare rispetto a giugno e chiudere il più tardi possibile per allungare. L'idea per esempio del credito, dell'inizio degli interventi non a fondo perduto ma per fare gli investimenti, anche questa è una cosa ancora attuale. Il tema della viabilità, lì non esisteva ancora la Treviso Mare, esatto. Poi è stata fatta, però nonostante sia stata fatta la Treviso Mare, siccome il traffico è aumentato, ancora oggi si discute di una viabilità necessaria per arrivare a Jesolo e non solo a Jesolo, in tutta la costa, quindi un tema attuale anche quello. Quarto tema importante che ho così insomma, sentito, visto, che mi ha stimolato, è il tema della terza età.
Allora, non so se sul servizio, sì. Ecco, mi viene in mente che è da 3-4 anni che abbiamo messo in moto quel tema del turismo, diciamo, sociale, sanitario e sociale. Abbiamo fatto un investimento molto importante assieme agli operatori della costa e siamo diventati la costa più lunga e più inclusiva d'Italia, e abbiamo proprio fatto un investimento non solo italiano ma anche all'estero per attrarre turisti che hanno delle disabilità o semplicemente persone magari anziane che hanno la necessità anche di essere curate. Noi vantiamo un sistema sanitario efficiente e abbiamo per esempio dei turisti magari che hanno bisogno di fare una dialisi o semplicemente che hanno bisogno di essere controllati. Pensiamo a Jesolo, dove c'è un ospedale dietro la spiaggia. Ecco, questo è un tema di sicurezza che non è solo sicurezza nei confronti della criminalità, ma è sicurezza a 360 gradi, no? E quindi anche sanitaria. Ecco, vedo che quello è un tema che era già stato trattato 40 anni fa e noi recentemente abbiamo fatto un intervento di questo tipo che sta dando grandissime soddisfazioni, non solo dal punto di vista etico-sociale, perché dai una risposta a queste persone, ma anche perché c'è un ritorno economico importante. Allora adesso la faccio vedere un RVM sonoro, un'altra spezzone di telegiornale in cui invece si parla di Venezia. Venezia è la nostra perla, Certo. che poi ha avuto un po' di problemi ultimamente, ma non importa. E sentiamo che cosa dice in questo RVM. Qui in questo caso si parla dell'assessore al turismo Salvadori, mitico assessore di quegli anni. Vediamolo e sentiamolo insieme. Summit sul turismo questa mattina all'Hotel Bauer di Venezia. L'assessore comunale al turismo Augusto Salvadori di fronte ad albergatori, gondolieri, motoscafisti, commercianti, rappresentanti diversi del movimentato mondo culturale della città ha riproposto ancora una volta il suo piano strategico per i prossimi mesi. Niente numero chiuso ma razionalizzazione del flusso turistico da distribuire lungo l'intero corso dell'anno. Decentramento del traffico di visitatori dalla zona di San Marco mediante percorsi alternativi, multe salate per gli ospiti sbracati e poco rispettosi del decoro cittadino. Accanto a questi concetti, Salvadori ha proposto all'attenzione dei convenuti un nuovo manifesto avviso da affiggere su tutti i muri della città. Il neocomitato Pro Turismo, d'ora in poi, si riunirà periodicamente anche una volta alla settimana. E allora? Ma è veramente un bel servizio, perché anche questi sono temi che dopo 40 anni circa siamo ancora qui a trattare, cioè il tema della gestione dei flussi turistici è un tema attuale. Lasciamo stare il periodo proprio contingente odierno che vede un po' Venezia in difficoltà per le ragioni che sappiamo tutti, però insomma Venezia già in quegli anni aveva il problema di un carico turistico elevato. E mi fa piacere il fatto che già all'epoca si dicesse di non chiudere la città, che è la stessa linea che la Regione per esempio tiene attualmente, perché siamo convinti innanzitutto del nostro capoluogo regionale e noi vogliamo che sia aperto. E invece discutiamo e proponiamo la gestione dei flussi, quindi far sì che la gente, invece di fare i soliti percorsi, perché purtroppo il turista tende a andare nei soliti luoghi, invece impari a andare in posti alternativi, in percorsi alternativi, in maniera, come dire, di disperdere questo flusso in tutto l'ambito comunale, cosa che attualmente si può fare, anche perché io ricordo sempre che Venezia, mi pare nel 1957, ha avuto il picco massimo di residenti ed erano quasi 160.000 persone. Oggi stiamo parlando di una città che ne fa neanche 60.000. Di conseguenza io dico, se conteneva 160.000 persone tutti i giorni, quindi pensiamo alle presenze turistiche, no? che è la persona che sta più giorni nello stesso luogo. Se noi pensiamo ai cittadini che ci vivevano, erano lì presenti tutti i giorni, quindi dov'era sta gente? Era in città, cioè c'era la possibilità di muoversi, no? Però era gestita? Però era gestita perché stava in tutta la città, non stava soltanto in Piazza San Marco o a Rialto, quindi il tema della gestione dei flussi è un tema assolutamente attuale che però vedo già 40 anni fa si discuteva. Adesso le faccio vedere invece un servizio breve, come veniva definito, proprio sull'assalto dei turisti a Venezia, il 9 maggio dell'87. Separare il traffico turistico da quello locale, collegare via computer le agenzie di viaggio e i tour operator, migliorare il servizio trasporto al Cavallino e a San Giuliano. È questa in breve la ricetta del Partito Comunista per far fronte all'assalto dei turisti a Venezia. Le proposte del PC sono state presentate questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa. Molte delle idee espresse dal Partito Comunista ricalcano quelle della Giunta Comunale. La diversità, secondo Guido Moriotto, segretario comunale del partito, sta nella necessità di renderle subito operative. Non aspettare quindi che la stagione turistica inizi. Per Maurizio Cecconi, responsabile del settore cultura, il Comune di Venezia dovrebbe programmare l'arrivo dei turisti per tutti i 12 mesi dell'anno, a patto che in città siano praticati prezzi accessibili.
E anche qui notiamo che siamo nell'87, quindi non è ancora crollato il muro di Berlino, quindi non c'è tutto il traffico che arriva dall'est, pochissima roba, qualche polacco ogni tanto, quindi c'era un turismo diverso rispetto adesso e già si parlava di assalto ai turisti. Certo, ma perché Venezia da questo punto di vista è sempre stata attrattiva, diciamo che sono cambiati le provenienze dei turisti, ma questo è anche per effetto di un'economia che si muove e alcuni paesi che sono cresciuti e quindi le popolazioni di quei paesi hanno avuto le possibilità economiche per spostarsi. L'est a quel tempo era in forte difficoltà, cioè permettersi una vacanza a Venezia era difficoltosa. Oggigiorno invece quei paesi, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, sono paesi che stanno benissimo dal punto di vista economico, anzi in certi casi hanno una crescita anche superiore a noi. Quindi sono molto interessanti per noi in termini turistici. Assolutamente sì, tant'è vero che noi stiamo investendo molto in quei territori, è qualche anno che investiamo non solo per il mare ma per esempio anche per la montagna. La montagna, il target della montagna veneta, oggi penso in particolare alle Dolomiti, bellunesi, sono proprio improntate verso il mercato polacco, ungherese, ceco e i numeri grandi li facciamo lì. Ma è strano perché voglio dire, in Polonia non ci sono montagne. Ma no, sono diverse. Diciamo che innanzitutto le montagne che abbiamo noi non ce le ha nessuno al mondo. Premesso questo. Ma anche le strutture turistiche che abbiamo noi, la cultura dello sci di discesa che abbiamo noi da altre parti non ce l'hanno e quindi da questo punto di vista noi siamo molto avanti e questi sono tutti mercati che stanno crescendo. Senta, San Marco, Venezia è diciamo la perla, è l'attrattiva maggiore. Noi abbiamo sempre avuto un'attenzione perché adesso le faccio vedere un servizio un po' particolare in cui si vede sempre l'assessore, dicevamo prima, Salvadori, che si preoccupa della pulizia della piazza. Vediamolo insieme. Ieri sera non ha imbracciato la scopa di Saggina, come qualcuno sperava, l'assessore al turismo del comune di Venezia. In compenso, Augusto Salvadori ha incrociato le braccia e ha seguito centimetro per centimetro la pulizia di Piazza San Marco, affidata ai lavoratori dell'Amio. Il lungo idrante, da cui usciva il violento getto d'acqua, si muoveva come un serpente sul pavimento del più bel salotto del mondo, fra gli stivali degli addetti al servizio. Uno spruzzo di qua, bene, mi raccomando, raschiate con la scopa, si permetteva ogni tanto di consigliare l'assessore. Sopra il muretto si vede da lontano che è sporco, sembrava dire lo sguardo di Salvadori, e i turisti che ieri pomeriggio si sono trovati ad assistere all'operazione lavaggio Piazza San Marco, si sono messi a guardare ovviamente. Dopotutto pulire le piazze è affare tutti i giorni, che si deve fare in tutte le civilissime città. È il motto d'altronde della campagna per il decoro della città dell'assessore al turismo. Piazza San Marco, tra l'altro, fino a 20 anni fa veniva sempre lavata all'imbrunire. È passato tanto di quel tempo che i rubinetti dell'acqua sotto l'ala napoleonica si sono aperti a fatica. Gli idranti comunque entreranno in funzione solo al mattino alle 6. Anche questa è veramente interessante. Vuol dire che per tanto tempo è stato proprio minimamente pulito? Assolutamente, vuol dire che posso dire che in quegli anni là c'era parecchia polemica da questo punto di vista qua. Oggigiorno ancora sul tema della pulizia di Venezia si discute molto. La piazza viene lavata, da quegli anni in poi è sempre stata lavata, però in generale si discute molto, diciamo, della pulizia della città, per effetto anche di questi flussi turistici che sono tanti e effettivamente in certi momenti mettono anche in crisi, ed è uno dei motivi per cui spesso ci sono anche gli scontri con l'amministrazione, no? La quale dice che la tassa di soggiorno viene impiegata non solo per la promozione turistica come vorrebbero gli albergatori, ma viene impiegata in gran parte per i servizi alla città, no? E da un certo punto di vista è anche vero, perché la città di Venezia è talmente complicata e difficile che effettivamente, però insomma fa effetto vedere servizi di questo tipo qua. Va bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo con un servizio che parla di turismo possibile nell'entroterra, cioè come Venezia doveva fare da traino per il resto del territorio. Dopo la pubblicità.
La collocazione geografica di quella che potremmo chiamare fascia interna di terraferma, situata fra i due poli di grande attrazione turistica quali Venezia e Treviso, ha sempre comportato che le cittadine cresciute in questo preciso spazio fossero relegate al ruolo secondario di luoghi di passaggio non soggetto a particolari attenzioni da parte dei turisti, indirizzati piuttosto verso i centri maggiori. Su questo tema, tra Venezia e Treviso, quale turismo è possibile, si sono dati appuntamento molti amministratori stamane a Mogliano Veneto. Il tema non è certo di facile trattazione, hanno sottolineato i presenti, soprattutto per piccoli comuni situati in prossimità di centri consolidati, Treviso e Venezia appunto, e che si offrono al visitatore con una vasta gamma di proposte di indiscutibile qualità e interesse. E abbiamo notato che dentro questa realtà molti parlano di individuare una potenziale risorsa turistica che in realtà stenta essa stessa a decollare. L'obiettivo è questo, di vedere quali sono gli spazi per valorizzare intanto le risorse turistiche esistenti, che non sono solamente quelle di tipo alberghiero, residenziale, ma sono soprattutto quelle di tipo culturale, ed immaginare una forma di ricettività prima che turistica culturale, perché così il turismo poi è indotto da questa attività culturale. Progetto ambizioso, i tempi. Mi pare che gli oneri da un punto di vista proprio reale e concreto non vadano considerati eccessivi, nel senso che qui si tratta più che altro di volontà politica e di disponibilità delle istituzioni, si tratta di creare una struttura anche abbastanza elastica per far circuitare e mettere insieme queste esigenze. Noi pensiamo di lavorare intorno a questo anno, al 1987, per affrontare il problema, sviscerarlo e se possibile verso la fine dell'anno dare delle indicazioni operative e turistiche e culturali per la prossima estate, per il prossimo anno. Come avete sentito, l'87 sarà un anno di analisi e approfondimenti ed il convegno odierno alcuni punti fermi li ha già individuati. Un primo lavoro da svolgere, per esempio, sempre secondo Bovo, potrebbe essere la realizzazione di una mappa delle risorse artistiche, culturali e ambientali e più ampiamente turistiche dei singoli comuni interessati, in modo da poter operare su dati che abbiano un effettivo riscontro della realtà. Ma occorre però muoversi in modo coordinato. Ecco allora l'esigenza di istituire una conferenza o commissione permanente composta da operatori turistici per un aggiornamento ed una informazione dettagliata e tempestiva. Al convegno di oggi sono intervenuti parecchi esponenti del mondo politico trevigiano e veneziano, il sindaco di Mogliano Tegon, Giampaolo Miotto, presidente della PT di Treviso, Giuseppe Martonna, assessore alla cultura della provincia di Treviso, e quello veneziano Erminio Vanin. I lavori sono stati chiusi dall'assessore al turismo della regione Veneto, Jacopo Panozzo. All'iniziativa hanno dato la loro adesione i comuni di Casale, Marcon, Martellago, Mogliano, Preganziol, Quarto d'Altino, Roncate, Scorzè e Zerobranco. Allora, assessore? Bellissimo anche questo. No, mi fa sorridere perché alcune questioni, guarda, è incredibile, cioè, passano gli anni, però certi ragionamenti sono quelli, no? Il tema del coordinamento. Mi viene in mente oggi, noi parliamo dell'OGD, dell'organizzazione di gestione della destinazione, che non è altro un comprensorio più ampio dove dentro ci sono gli esponenti del mondo istituzionale, quindi i comuni, le altre associazioni pubbliche, con il mondo privato, quindi gli operatori, i rappresentanti degli albergatori per esempio, no? Che insieme pensano a presentare un'offerta turistica dell'area, tra l'altro non vincolata soltanto, come si diceva, alla ricidità turistica in se stessa, ma collegata a un prodotto turistico che può essere culturale. Oggi a fianco a quello culturale, ecco, questa forse è l'unica distinzione rispetto all'epoca, stiamo puntando molto sull'aspetto, che ne so, sportivo, naturalistico, quindi per esempio molto il tema del bike, quindi della natura, del verde, del lento del verde, quindi passeggiate, camminate. Negli anni 80 mi sembra che erano temi molto lontani. Erano un po' più lontani. Avevamo un territorio pieno di cave, di buche, di cose, cioè pensavamo in un'altra maniera, poi lo vedremo più avanti. Forse eravamo ancora negli anni, diciamo, dello sviluppo, no, pieno, esatto, dove forse la ricerca del green, del verde, era meno sviluppato rispetto ad oggi. Infatti, no? La domanda che volevo fare, secondo lei, da quel tempo a questo tempo, quanto abbiamo cominciato a puntare veramente sul turismo? Perché qui si fanno dei convegni, delle cose un po' timide, Venezia già ci vede, c'è già lavoro di turismo, però l'entroterra già molto meno, praticamente niente. Dopo vedremo un servizio in cui si parla interessante, una posizione di Treviso per quanto riguarda il turismo.
Ma quando è che comincia il passaggio? Quando è che cominciamo a credere che il turismo può essere veramente una fonte economica? Ma lei dice in questo asso o in termini di Veneto? Sì, in termini di tempo, cioè in che anni secondo lei? Dagli anni 90, da dopo sì, la crisi del 2000, sì. da quando? Allora, no, già negli anni 90 il turismo, poi dipende dalle aree, perché il Veneto è una regione molto forte, per esempio il tema diciamo, della costa, come abbiamo visto, era già molto sviluppato in termini turistici, così come per esempio il lago di Garda o le montagne venete. Mentre diciamo dagli anni 2000 si sviluppa molto quelle che sono le altre città d'arte, quindi penso Treviso, Vicenza, anche se nel servizio sì, infatti questo mi piacerebbe approfondirlo, poi magari non so se abbiamo una cosa interessante. Ecco, perché sento già che qualcuno diceva discutiamo di turismo nell'asse tra i due poli, Venezia e Treviso. Vuol dire che già Treviso una connotazione turistica, seppur minoritaria secondo me rispetto adesso, però c'era. Allora la fermo subito perché così andiamo a vedere. Con il nostro Andrea Basso e Tony Esposito in regia andiamo direttamente all'inserto 7, turismo e centri storici. Vediamolo insieme e poi lo commentiamo. Marca e turismo, valorizzazione dei nostri centri storici innanzitutto. Se ne è parlato in una conferenza di studio a carattere provinciale per definire opportunamente i problemi riguardanti le iniziative promozionali, i compiti di istituto e la complessiva politica di valorizzazione. In questa situazione prendersi cura dei vari centri, delle bellezze turistiche della nostra provincia è ovviamente fondamentale. Lino Innocenti, presidente dell'amministrazione provinciale di Treviso. Quali ipotesi di intervento per i centri diciamo, che stanno morendo nella nostra Marca? Ma bisogna individuare le cause innanzitutto di questa agonia ed evidentemente bisogna agire sulle cause. Se per esempio la causa è data dal fatto che diventa impossibile coltivare o diventa antieconomico coltivare, occorre trovare nuove attività che siano compatibili con la loro vita. In altri casi bisogna consentire per esempio un'edificabilità che oggi è pressoché proibita in case decenti, quindi favorire. Noi abbiamo un caso per esempio a Cola del Brigo che è bellissimo, stiamo studiando come riuscire a vitalizzare un borgo in cima a una collina splendida con 400 abitanti ma che va calando rapidamente. Se non vogliamo spopolarlo, se non vogliamo avere solo gli alberi, bisogna pensare, e lì per esempio il problema è quello proprio delle abitazioni. Ecco, l'amministrazione provinciale intende promuovere un progetto o studiare un progetto a questo fine? Beh, quella nostra iniziativa di cosiddetti mutui per i centri storici, occorre ricordare che molti quando si dice centro storico si pensa a Conegliano, Vittorio, in realtà i centri storici sono stati classificati 400 in provincia di Treviso e quindi molti di questi paesi, di questi borghi sono considerati centri storici, quindi la possibilità di intervenire sulle case con un mutuo agevolato, Cassamarca, provincia e comune è uno degli strumenti per poter intervenire. All'incontro sono intervenuti i rappresentanti delle aziende di promozione turistica di tutta la provincia, dei vari enti e categorie sociali, tutti impegnati nel ricordarsi che la Marca significa anche turismo. Questo è un servizio del 1988, si parla già appunto di centri storici che si stanno svuotando, si parla già di un'agonia del turismo per certi versi, insomma c'era un problema di turismo ma soprattutto di territorio. Tra l'altro poi non so se avete notato macchine davanti alla cima a Conegliano, cose che adesso è impensabile, centri storici insomma affollati d'auto, quindi con, se vogliamo, meno rispetto per proprio le aree veramente storiche, e quindi secondo me una riflessione su come eravamo e come siamo adesso va fatta. Ma assolutamente, da questo punto di vista qua secondo me siamo cresciuti e migliorati molto, ma è un po' il ragionamento che facevamo prima, no? Cioè dell'idea di avere un territorio green, verde, puntare molto sulla sostenibilità, su questo concetto qua che forse all'epoca in pieno sviluppo economico non c'era. Ecco, questo è un dato di fatto, però si discuteva già di turismo e di possibilità. Devo dire che oggi rispetto a allora la situazione turistica, proprio parlando di Treviso e della provincia,
è nettamente migliorata, nel senso che oggi, al di là della situazione contingente che ci mette un po' in difficoltà, ma negli ultimi anni io ho crescite in doppia cifra di Treviso e della provincia, quindi ormai Treviso e la sua provincia si è data una connotazione turistica, che era un po' quello che loro speravano 40 anni fa, quindi voglio dire che un certo lavoro effettivamente è stato fatto. Se adesso la chiamo in causa non solo come assessore regionale, ma anche come consigliere comunale del Comune di Treviso, perché adesso le faccio vedere Palazzo Scotti, sede dell'azienda di promozione turistica di Treviso, nel giorno in cui c'è stata l'inaugurazione, perché il Palazzo Scotti, che mi risulta adesso è chiuso, e quindi bisognerebbe anche pensare cosa fare di questo gioiello della città, che ha anche un'attrattiva turistica. Però intanto vediamoci il servizio, l'inserto 6. Come si conviene per la nascita di qualcosa che si spera essere utile ed importante, c'erano davvero tutte le autorità trevigiane ed anche il presidente della regione Carlo Bernini stamane a Palazzo Scotti per l'insediamento dell'azienda di promozione turistica di Treviso, la cui struttura presieduta da Giampaolo Miotto è già al lavoro da 4 mesi. Mancava però il battesimo e la solenne cerimonia è stata anche, se non soprattutto, l'occasione per delineare intenti, obiettivi e spunti per un lavoro che ha il colossale obiettivo di rilanciare in chiave turistica una Treviso che in quest'ambito è tristemente ultima nel panorama delle città venete. Numerose ed ambiziose le idee in cantiere. In primis, ha sottolineato Miotto, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico della città, la realizzazione di un sistema integrato di informazioni turistiche, l'organizzazione di iniziative in proprio e la partecipazione a quelle a più ampio respiro, che possano imporre all'attenzione la peculiarità di una piccola ma profondamente caratterizzata città d'arte come Treviso. Altra impresa titanica, attirare i flussi turistici in città, togliendo però le negative caratteristiche dell'occhiatina fugace. Insomma, il turista a Treviso può divertirsi anche soggiornandovi per qualche giorno invece che per qualche ora. Occhio di riguardo anche ai giovani, nei quali si nota un crescente interesse per la vacanza di tipo culturale e ai quali si deve dare quindi una struttura organizzata per poter risiedere in città. Non è mancato da parte di Bernini e di Miotto un commosso ricordo di Bepi Mazzotti, per tanti anni direttore del disciolto ente provinciale per il turismo e primo sponsor di grande statura culturale e morale delle bellezze del capoluogo della Marca. Commento? Ma guardi, però una cosa positiva che mi nasce subito spontanea, che mi viene alla mente è: nonostante in quegli anni là ci fossero maggiori disponibilità economiche, perché guardate che in quegli anni là, rispetto ad oggi, i comuni avevano più soldi, noto una Treviso molto meno curata, cioè oggi è molto più curata. Non so se avete visto nel servizio, se hai visto molta erba, i pontili non aggiustati, non a posto, cioè insomma un po' di trascuratezza. Un po' sciatteria. Esatto. Oggi non è così, ecco, se mi permette, non perché lo adoro particolarmente, ma diciamo che dall'era Gentilini in poi è cambiata la città da questo punto di vista. La messa a posto delle mura, le mura che vi ricordate, io ero piccolo, sì, ma me le ricordo, insomma avevo 20 anni, ma erano piene di erbacce, no? La stessa città era un po' da questo punto di vista trascurata. Ora il centro storico è un gioiellino da questo punto di vista. Ma lì forse è cambiata un po' la politica, nel senso che eravamo gli anni del pentapartito, dove se tu dovevi prendere una decisione dovevi mettere a posto, dovevi mettere d'accordo 5 partiti. 5 partiti, invece vero. Con Gentilini, insomma, lui decideva. Lui è stato il primo sindaco che aveva la possibilità di decidere da solo, diciamo, anche aveva una forte maggioranza che lo sosteneva e quindi decideva. Però, ripeto, all'epoca c'erano più soldi di adesso. Però Treviso era l'ultima tra le città venete. Tra l'altro si parlava di fare un famoso ostello per i giovani. Esatto. Ma allora, consigliere. Allora l'idea dell'ostello per i giovani è ancora in piedi. No. Si discute ancora. E, per esempio, un'area che viene sempre così richiamata è quella dell'ex consorzio agrario, no? Sul PUT. Sì. Ecco, quella è un'area che ogni volta torna nella mente anche di noi consiglieri, anche a me è stato chiesto un parere, lì la proprietà è diciamo multipla, nel senso che ci sono più proprietari, però quello potrebbe essere un luogo molto adatto. Ma in termini di attrazione turistica, oggi come oggi con il bed and breakfast, con questa diciamo l'audienza diffusa, ha ancora un senso? Cambia tutto, nel senso che oggi come oggi diciamo, l'offerta turistica non è più soltanto alberghiera, all'epoca era molto concentrata
tratta su quello. Oggi tutto il tema dei bed and breakfast, ma più che dei bed and breakfast, delle locazioni turistiche, che sarebbero i famosi appartamenti dati in affitto, permette alla città e non solo alla città di avere un'offerta molto elevata. Tra l'altro io nei dati che ho a mia disposizione proprio si vede che ormai l'extra alberghiero sta superando l'alberghiero nell'offerta turistica di posti letto. Però l'ostello è un'altra cosa, cioè se noi ci teniamo come riferimento il vero ostello, quello diciamo con le stanze molto ampie, con la possibilità di avere i letti a castello, quindi avere la raccolta delle scolaresche, è ancora attuale? È ancora attuale. Assolutamente sì, anzi in Europa ci sono delle costruzioni proprio adibite al concetto dell'ostello, funziona benissimo perché ci sono le cosiddette gite scolastiche. Insomma, è un evergreen. È un evergreen, assolutamente. A me viene richiesto ancora oggi, a livello regionale, certo, anche da investitori stranieri, di poter investire negli ostelli. E allora, consigliere, porti gli investitori stranieri qua a Treviso che facciamo l'ostello. Siamo in coda al nostro prima puntata, perché io di cose sul turismo ne ho quante ne vuole, per cui tornerà a trovarci presto e bene, però voglio portarla fuori. Abbiamo fatto prima regionale, poi abbiamo visto Venezia, abbiamo visto un po' Treviso, adesso voglio portarla sul Grappa. La porto sul Grappa perché nel luglio dell'86 pochissima gente andava a Maghe. Guardi il servizio di quel 16 luglio dell'86. È una scena idilliaca, la poesia della montagna, il fascino dei prati, il contatto con il cielo, è proprio il caso di dirlo. Immagini che ben si adattano al clima di questi giorni, clima di vacanza, di ricerca, di riposo. Anche noi siamo andati alla scoperta di questi angoli caratteristici e sconosciuti da proporre agli ascoltatori. Non parliamo del turismo dei VIP, di Cortina, delle località snob, ma del turismo alla portata di tutti e soprattutto a 4 passi da casa nostra. Qui ci troviamo a poco più di un'ora di strada da Treviso. Siamo partiti da Cavaso, abbiamo preso la strada del Monte Tomba e siamo entrati lungo l'itinerario delle Malghe, da Malga Archeset, dove si produce il caratteristico e squisito formaggio Morlac, di cui parleremo in un prossimo servizio, a Malga Archeson di Arduino Bolzan, come leggiamo nella guida curata dalla comunità montana del Grappa. Ed eccolo qua il Malgaro, l'uomo che sembrava scomparso, ucciso dalla tecnologia, dalla grande illusione del progresso, della fabbrica, che non è stata capace, come dirà lo stesso pastore, di fabbricare il latte. E qui, come tanti altri montanari sparsi nelle malghe del massiccio del Grappa, dall'inizio di giugno, quando ancora c'era la neve su queste meravigliose vallate, ha preso le sue mucche, una cinquantina, ed è salito fin quassù con il suo figlioccio di 13 anni. Per settimane e settimane ripeterà gesti e riti di generazioni di malgari, rimasti sempre uguali da quando l'uomo ha scoperto la pastorizia. Per noi è poesia, per loro è fatica dura. Certo che è difficile, come si dice, si può dire che guardando bene al basso si dice che si va in montagna all'alpeggio, però in parola giusta sarebbe alpeggio, non all'alpeggio. Il turista guarda, fotografa, si diverte, ammira, forse non sa che dietro questo volto c'è la storia di una generazione delusa, quella degli agricoltori, dei pastori, che per anni sono stati snobbati dal progresso, dalla cultura, dai politici. Lei che cosa ne pensa di questo abbandono della montagna? Penso che sia un po' tutto, cioè l'opinione pubblica che non ha appoggiato tanto, cioè trascurare un po' l'agricoltura, che l'agricoltura penso che oggi come oggi sia sempre in primo piano, perché tutto viene dall'agricoltura, insomma, cioè è un'opera produttiva, che questo dobbiamo dirlo ben presente, e non resta mai seguita, cioè purtroppo una gran parte dell'opinione pubblica si è accorto oggi che quelle fabbriche intendeva far vedere invece che so che va che fa vedere. Però l'ho fatta vedere questo perché parliamo di poco meno di 40 anni fa, eppure noi il massiccio del Grappa non l'avevamo promozionato, non c'era neanche la corrente, questi qua erano abbandonati a se stessi. Quanto è cambiato adesso? Beh, insomma, il massiccio del Grappa adesso ha comunque una dimensione, anche se turisticamente non così rilevante, però è una destinazione. Io vedo una montagna di gente in bicicletta oggi che va su. Sì, no, ma non solo. Innanzitutto c'è tutto il tema del come si chiamano? Oddio, non mi viene. Quelli che si buttano col paracadute. Parapendio. Del parapendio. Il parapendio è a livello internazionale. Il Grappa da questo punto di vista è un punto di riferimento, è molto molto importante, e attorno al parapendio c'è un'economia importante che si muove,
E detto questo, poi il tema delle malga che sta ritornando. Ecco, quelli volevo arrivare. Cioè, quanto l'agricoltura può aiutare il turismo e quanto il turismo può aiutare l'agricoltura. Ecco, allora, c'è uno che fa agricoltura anche, per cui. Assolutamente sì. Oggi c'è una consapevolezza di ritorno alla montagna anche legata all'alpeggio. A parte il problema dei lupi che abbiamo rispetto al passato, ma questo ne parleremo con l'assessore Pan. Che questo ne parleremo con un altro assessore, giustamente, però abbiamo un ritorno importante legato a tutto il tema dell'enogastronomia, alla necessità della gente di ritrovare ritmi molto più lenti. Dopo è ovvio che il tema dell'agricoltura viene sempre riproposto un po' dai soggetti che la fanno, un po' con quell'idea sempre di essere trascurati, no? Che è tipico del mondo contadino. In realtà si è trasformata molto ed è ormai con una caratteristica che è legata molto di più al tema della turistica, cioè adesso abbiamo turismo legato all'agricoltura, questo concetto qua, quindi non più soltanto produttivo come era una volta, ma con la produzione del prodotto che fa attrattivo. Esatto, è attrattivo, ricettivo. Senta, io l'ho lasciato per ultimo, so che il nostro Andrea Basso si arrabbierà, ma un minuto me lo prendo, perché l'ho voluto lasciare per ultimo perché non voglio alimentare ulteriori problemi, polemiche, eccetera. Senta, assessore, coronavirus, lo teniamo proprio per ultimo, in una battuta, quanto ci penalizzerà turisticamente parlando e per quanto? Allora, ci sta penalizzando tanto, è inutile nasconderlo, ma quando dico tanto davvero e siamo preoccupati. Questa è una regione che fa 18 miliardi sul turismo di PIL e 72 milioni di presenze. Oggi come oggi io ho segnalazioni di disdette anche al 100%. Il tasso di occupazione media alberghiera, che era del 60%, è arrivata al 10%. Quindi questa sicuramente è una situazione devastante. Noi abbiamo chiesto misure al governo importanti per intervenire subito in emergenza per ristorare le persone che hanno difficoltà, quindi pensiamo a una cassa integrazione in deroga che non è prevista per il mondo turistico, perché qua ci sono persone che stanno a casa ad oggi. Però sono altresì convinto che ripartiremo, perché questa, non solo questa, insomma, l'Italia e il Veneto, insomma, è una destinazione turistica troppo importante. Noi dobbiamo operare in questo momento, e lo stiamo facendo con dei tavoli turistici ad hoc, per preparare la promozione turistica per ripartire, cioè appena l'emergenza finirà noi dobbiamo partire di botto, subito come si suol dire, per fare una promozione internazionale, non solo veneta ma anche nazionale, per riprendere quella che è la reputazione dell'Italia, che è stata un po' sputtanata in questo periodo. Questo è il vero problema. Ecco, magari coinvolgendo anche degli ambasciatori, diciamo, importanti internazionali, degli opinion leader, non so, grandi attori internazionali che dicono che vengono a fare le vacanze da noi, non so, americani, inglesi, e che ci aiutino a fare da testimonial, perché questo ci serve più che una normale promozione turistica. Grazie all'assessore Federico Caner, avete sentito, l'abbiamo tenuto per ultimo, però è importante quello che ha detto per quanto riguarda l'emergenza attuale. Abbiamo fatto una disamina del turismo di ieri, di oggi e speriamo bene anche per domani. Pausa della pubblicità e poi ripartiremo parlando d'ambiente. Scadeva oggi pomeriggio il termine per la presentazione delle osservazioni al piano regolatore generale adottato il 6 ottobre scorso dal Comune di Villorba. Per ultima è arrivata Italia Nostra, che ha presentato un documento in cui è contenuta una raffica di critiche al progetto. Se verrà approvato, dice l'architetto Berto Zandegiacomi, vicepresidente di Italia Nostra, saranno guai, e spiega il perché. Ma noi presentiamo una serie di osservazioni di carattere generale, non scendendo nel particolare. Ci sembra nel particolare, nelle sue 5 osservazioni che presentiamo, che il dimensionamento, che l'incremento di abitanti previsto, 6.000 abitanti sui 14.000 attuali, sia decisamente troppo elevato. Che aggiungere 600.000 metri quadrati di aree destinate a attività produttive e attività commerciali sia anche questo troppo. Che non ci sia una salvaguardia sufficiente del territorio, dell'ambiente storico, dei nuclei storici che esistono per esempio a Villorba, per esempio a Lincenigo, anche a Fontana e Chiesa Vecchia, visto che il piano non prevede alcuna zona territoriale omogenea del tipo A.
che non esista una sufficiente salvaguardia delle sorgenti del Pegorile, del corso del Pegorile e del corso del torrente Giavera. E infine che alcune soluzioni di viabilità previste, per esempio la continuazione della tangenziale est di Treviso che dovrebbe andare a finire nel nodo della superstrada Lancenigo, o che dovrebbe confluire sulla Ponte Banna a sud di Carità, siano decisamente folli. Cioè non ha senso che Treviso preveda una tangenziale est che comincia dalla tangenziale attuale per finire poi sull'autostrada. Allora tanto vale che sia l'autostrada la tangenziale est di questo territorio, di questa conurbazione ormai continua tra Treviso e Villorba. Infine ci sono alcune altre soluzioni, ad esempio abbiamo visto in particolare il parcheggio previsto a sud dell'ippodromo, un parcheggio di 20.000 metri quadrati, quindi capace di avere un 500 posti macchina, anche 600 forse, che ha come unico sfogo ancora una volta la Ponte Banna di fronte a Villa Margherita, rovinando quel parco che così faticosamente il comune di Treviso sta cercando di mettere a posto, e così lentamente anche. In linea generale direi che non esiste nessun raccordo tra questo progetto di piano regolatore, di variante piano regolatore generale di Treviso, e questo progetto di piano regolatore generale di Villorba. Ancora una volta comuni contermini che hanno gli stessi problemi, che sono intersecati, che hanno una divisione così a livello comunale estremamente frammentaria, che sono molto intersecati, non si sono trovati d'accordo sulle alcune cose minime. Berto Zandagiacomi, oggi come si sente a rivedersi 40 anni fa? Beh, senza baffi, un po' di capelli bianchi, ma neanche tanti, e soprattutto sorpreso per quanto erano giuste queste osservazioni, che potrei firmare e ripetere, perché ci sono alcuni punti in cui avevamo proprio ragione. Cosa è cambiato rispetto a quel tempo, secondo lei? Quasi niente. Quasi niente? Che ancora no. Noi possiamo tranquillamente parlare di comuni contermini a Treviso che fanno i loro piani senza badare al piano di Treviso, e viceversa il comune di Treviso che fa il suo piano e non bada ai comuni contermini. Insomma, non abbiamo imparato nulla in tutti questi anni. No. Allora adesso, proprio perché non abbiamo imparato nulla, voglio far vedere a lei, e faccio rivedere ai nostri telespettatori, delle immagini che noi abbiamo recuperato dal nostro archivio su come gestivamo il nostro territorio. E vorrei il suo commento. Le immagini sono di una cava del 1980 di Silea, eccola qua, che viene utilizzata come discarica. Le immagini, ripeto, sono adesso sia le cave bonificate, no all'immondizia incontrollata, perché la cosa particolare la vedrà. Siamo noi quelli che arrivano lì con i camion e che scaricano qualunque cosa, e non siamo al sud, non siamo in posti tanto distanti da noi, siamo a Silea, appena fuori Silea, nell'area diciamo verso Cendon, mi pare di aver capito, stando a quello che abbiamo recuperato. Ecco che arrivano con le botti e scaricano direttamente sulla ghiaia, e questi sono i primi risultati, ma poi vedremo cose ben peggiori. Ma come eravamo noi in quel tempo per quanto riguarda l'ambiente e il territorio, per essere così? Cosa ci mancava? Un po' di coscienza di quello che stavamo facendo. Bastava poco, perché esempi di questo tipo ne troviamo anche nel territorio comunale di Treviso. Ecco sì, ma volevo capire, cioè possibile che nessuno si rendesse conto che quando tu scarichi una cosa di questo genere così finisce nell'acqua che poi sotto vai a bere, perché sotto c'è l'acqua del Piave che passa e diventa Sile? Possibile che nessuno ci pensi a una cosa di questo genere? O che ci pensasse? Cioè, cos'è che ci è mancato? Guardi cosa c'è. Guardi cosa c'è, cioè che liquame puro, oltretutto senza nessuna
gestione, senza nessuna vasca di contenimento di nessun tipo, e poi proprio una vera e propria discarica, ognuno buttava quello che c'era da buttare, più tardi vedremo delle cose. Cosa ci deve insegnare, cosa ci deve ricordare, cosa ci devono ricordare queste immagini oggi a noi? Il disprezzo per il territorio, perché non ho altre parole, perché non è vero che qualcuno non brontolasse. Ah, ecco, questo volevo dire. Ecco, c'erano anche i fiori dei morti, non so se vedi. Ecco, però assolutamente non si badava. Forse eravamo troppo impegnati a far funzionare le fabbriche, forse? Cioè eravamo un po' quelli che sono i cinesi oggi? Ma no. non so come siano i cinesi oggi, perché adesso, bisognerebbe diciamo che andare, siamo inquinato, eccetera. Direi che era una cosa abbastanza diffusa. Da notare, la botte è quella del Comune di Treviso, quindi scarica anche il Comune di Treviso? Sì, ma è una cosa che è capitata anche in Europa. Cioè, io ricordo un viaggio che ho fatto in Jugoslavia in quegli anni, pressappoco, per 75-76, sono passato in mezzo a delle montagne di rifiuti, erano montagne buttate dappertutto, e noi invece facevamo la buca per tirare fuori un po' di sassi e dopo bisognava riempirla. Ma questa era una incoscienza, proprio un disprezzo quasi per il territorio dove... E chi diceva che era un disprezzo passava per rompiscatole, voi eravate i rompiscatole. Eravamo i rompiscatole, ma siamo ancora i rompiscatole, perché il problema è che quelli che brontolano, i ragazzi che protestano, sono ancora dei rompiscatole per molta parte della popolazione. Insomma. Allora sentiamo i rompiscatole che parlano dell'acqua in un telegiornale del 29 ottobre dell'87. L'acqua e l'uomo. Su questo argomento è iniziata oggi pomeriggio a Palazzo Onigo una serie di conferenze organizzate dalla sezione trevigiana di Italia Nostra e coordinate da Fiorella Frassetto. In pratica si tratta di 7 conferenze aventi per comune denominatore il rapporto tra l'uomo e l'acqua e tenute da vari esperti. Nella prima, relatore Gianumberto Caravello, si è parlato dell'acqua e la vita. Nelle prossime settimane si parlerà di suolo, civiltà, tempo libero e tradizioni. Queste conferenze sono rivolte in particolare al mondo della scuola e quest'anno in particolare si punta molto alla coincidenza con l'anno internazionale dell'ambiente per stimolare le scuole, in particolare quelle dell'obbligo, ad organizzare delle verifiche ambientali nei programmi didattici. Insomma, siete stati voi quelli che hanno cercato un po' di fare cultura dell'ambiente in quegli anni? Sicuramente sì. Quindi il primo passo è stato quello di abbattere l'ignoranza? Beh, certo. Ignoranza o indifferenza? È la stessa cosa. Ah, è la stessa cosa? Sì. Proprio, sono 2 termini che vanno assieme. Non so se dire prima ignoranza e poi indifferenza o viceversa. Abbiamo tentato di affrontare il tema. Senti, ma non vi sentivate un po' dei Don Chisciotte in quegli anni? Sicuramente sì, ma anche adesso. Anche adesso, però adesso magari avete qualcuno che vi segue di più, cioè c'è molto più secondo me attenzione all'ambiente. Certo, un po' alla volta, ma è come un esempio che faccio, c'è una grande sorpresa perché il Comune di Treviso adesso fa la raccolta differenziata al 96%, ma io ricordo che 45 anni fa andavamo per le scuole a parlare con gli insegnanti e ogni tanto capitava anche con i ragazzi per spiegare che era bene fare la raccolta differenziata. Dopo 45 anni questi bambini, quei ragazzi che adesso ne hanno 60, hanno fatto la raccolta differenziata banalmente, tranquillamente. Quindi il primo insegnamento di quegli anni rispetto adesso per il futuro è che se vuoi come dire, cambiare il mondo devi cominciare dai giovani e soprattutto con una cultura insegnata sin da piccoli. Certo.
Questo è il primo insegnamento che immagino che questo ci può raccontare. Sicuramente. Senta, ma essere Don Chisciotte in quegli anni significava anche a volte rischiare. Perché dico questo? Perché immagino, adesso usciamo un attimo da Treviso, parliamo un po' di Veneto, anzi parliamo di Venezia e fanghi. Adesso si parla tanto dei fanghi, dell'inquinamento, di Margheri, di quanto inquinava, eccetera, eccetera. Ma in quegli anni erano gli rompiscatole che andava a cercare di fermare le navi cariche di fanghi che poi sversavano in mezzo alla laguna. E proprio per questo vi faccio vedere a Alberto Zandegiacomo, ma anche a voi, questo servizio dell'attacco dei Verdi alla nave dei fanghi con un giovanissimo Bettin il 29 gennaio dell'87. Vediamolo insieme. Fermatevi, non venite più sotto, altrimenti vi speroniamo. L'invito del comandante dell'Achille L cade nel vuoto, si perde nella nera laguna illuminata appena appena dalle torce delle piccole imbarcazioni. Il mototopo continua ad avanzare verso la prua della nave. Al timone Stefano Boato, consigliere comunale della lista verde. Assieme ai suoi improvvisati marinai vuole impedire che la nave tolga le ancore e che si diriga verso il largo dove deve scaricare le 2000 tonnellate di gessi dell'Agrimont. L'impresa è rischiosa. Davide contro Golia. Il mototopo si aggancia alla nave mentre attorno si sono disposte 5 pilotine. Sono le 5:10 di questa mattina. Il comandante dà l'ultimo avvertimento, nulla da fare. Il forte rumore dell'elica è il segnale che la nave ha cominciato a muoversi. La piccola barca si incrina, imbarca acqua, anche quella che viene lanciata dall'alto della nave da potenti spruzzi. Il mototopo rischia di essere travolto, è costretto a sganciarsi. L'Achille L prende il largo. In Adriatico anche oggi saranno scaricati quintali di fanghi industriali. La spedizione di Verdi era cominciata alle 3:30 di questa notte. Per il tentato arrembaggio i Verdi si erano dati appuntamento alle 3:30, alle 4 la partenza. La laguna è calma, non tira nemmeno una bava di vento. La piccola flottiglia in meno di un'ora dinanzi alla nave. La nave delle scorie, sinonimo di inquinamento. Dalla riva altri ecologisti seguono l'azione, hanno steso gli striscioni e acceso le torce. La nave non deve partire, dice il tantam ecologico. Rispondono per le rime i marinai che chiedono a questi improvvisati Sandokan di allontanarsi. Michele Boato, consigliere verde, lancia la sfida. Alle 5 l'Achille L tira sulle ancore. Il resto ce lo racconta Gianfranco Bettin. Rischiato parecchio. Beh, insomma, ci siamo un po' divertiti anche. Aspettavate una reazione così violenta? Sì, perché già l'altra volta per solo aver fatto delle fotografie ci hanno tirato dei bulloni offesi pesantissimamente e bagnati con gli idranti con l'acqua. Stavolta c'era acqua e nafta, acqua e fogna, chissà cos'era, ma ce l'aspettavamo. D'altronde ci avevano aggrediti davanti alla standa una volta quando raccoglievamo le firme per la petizione, il boicottaggio standa, gli stessi. E quindi... Tenterete ancora? Certo. Ritenteranno, è certo, fino a quando in Adriatico non verranno più scaricati i fanghi. Eravate di Don Chisciotte però, Bene. Però devo dire, no? Il resto però non aveva coscienza, cioè adesso sarebbe impensabile che delle navi che scarichino gessi dell'Agrimont in laguna. Sì, lo porterebbero da un'altra parte. Mi immaginavo questa risposta, perché comunque l'inquinamento continua, non riusciamo a fare un salto di qualità secondo lei? Molto lentamente. Però ci arriveremo prima o poi. Io penso che dobbiamo arrivarci più velocemente però. Senta, si ricorda del tempo del nucleare? Sì. Allora, andiamo a vedere il nucleare in Veneto, siamo nel luglio dell'86 e questo è il servizio relativo. Vediamolo insieme, giusto per parlare di ambiente. Né a favore né contro le centrali nucleari. Il Consiglio regionale del Veneto, riunito stamane a Palazzo Ferrofini, non ha deciso in quale area sarà costruita una centrale nucleare. Il parere della Regione è chiesto dal Piano Energetico Nazionale. Il Consiglio regionale è arrivato a questa decisione, che in ogni caso non risolve il problema e non dà risposte precise alle preoccupazioni della gente, dopo che i partiti che compongono la giunta DC, PSI, PSD e PLI hanno votato un ordine del giorno che ha trovato l'adesione anche del PRI. I contenuti ce li spiega il consigliere democristiano Sante Perticaro. Per quanto riguarda il Veneto, le decisioni debbano essere prese dopo la celebrazione della Conferenza Nazionale Energetica, che è negli impegni del Parlamento, che verrà svolta nel mese di novembre, alla quale le regioni dovranno dare il proprio contributo e a seguito della quale sarà possibile esprimere un giudizio definitivo in ordine alle incombenze che spettano alla Regione del Veneto.
Anche il Partito Comunista, maggiore partito di opposizione, ha presentato un proprio ordine del giorno che dice no al nucleare. Michele Boato dei Verdi, le cui posizioni sul nucleare sono ben note, così è intervenuto nel dibattito in Consiglio regionale. Il Consiglio regionale potrebbe finalmente avere una posizione chiara, dire che il Veneto rifiuta questa macchina di morte del cancro e purtroppo invece sembra che non la voglia fare né la DC né la maggioranza. La Giunta regionale rinvia dunque ogni decisione a novembre in attesa del convegno nazionale sull'energia, ma par di capire che la Regione Veneto, piuttosto di prendere posizione sul nucleare, preferisca che sia Roma a decidere. E poi alla fine Roma ha deciso che non si faceva il nucleare, però c'è chi dice che è stata una decisione sbagliata perché siamo diventati dipendenti dell'energia dall'estero. Che senso avere che non fare il nucleare in Italia quando in Francia, a pochi chilometri di distanza, puoi avere comunque i problemi di inquinamento nel caso in cui una centrale vada... Quantomeno non abbiamo problemi di inquinamento nucleare, quantomeno. Quindi, per carità, i francesi sono arrangiati per conto loro, anche in Svizzera adesso stanno chiudendo le centrali però. Ecco, questo è il dato, no? Visto il passato, allora qui noi abbiamo fatto molto i democristiani, tanto è vero che noi che adesso cerchiamo l'autonomia, in quel caso abbiamo detto no, è meglio che decida Roma, non so se avete notato, però col senno di poi forse è stata la decisione giusta, allora, secondo voi? Beh, sicuramente. I tentativi fatti in Italia del nucleare sono falliti. Purtroppo non sappiamo ancora come smontare queste centrali perché non sappiamo dove mettere le scorie, quindi restano là, non si toccano, si guidano passando per l'autostrada, si vede benissimo la centrale, però perlomeno non inquina. È già inquinata lei. Però è circoscritta. È circoscritta. Allora adesso noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi riprenderemo parlando d'acqua. Che cosa ne è stato delle acque del canale Limbraga? Si possono fare solo ipotesi, ma una cosa è certa. Da parecchie settimane l'acqua evapora misteriosamente, fino a seccare completamente il piccolo bacino, come testimoniato dalle più che eloquenti immagini riprese questa mattina. Qui siamo nei pressi di Villa Manfrin, a Treviso, attraversata per intero dal canale. Un paesaggio disarmante. Dal fondo affiorano lattine, scarpe, bottiglie. Soltanto qualche pozzanghera ricorda ai visitatori del parco che lì una volta scorreva un fiumiciattolo. Risalirlo rattrista sempre di più. Ne sa qualcosa un coltivatore di trote che raccoglieva le acque scomparse con le conseguenze che tutti possiamo immaginare. Di pesci ovviamente nemmeno la traccia. Solo a valle verso il Sile, fiume dove il Limbraga si getta, le cose migliorano un po'. Di acqua se ne vede, ma è quella raccolta dagli scarichi delle numerose abitazioni limitrofe. Come mai dunque tutto questo? C'è chi parla di siccità, di poca pioggia. Ci siamo rivolti allora all'ufficio meteorologico dell'aeroporto militare del Secondo Stormo per raccogliere i dati relativi alla piovosità di questo ultimo periodo. La media, quella parametrata a gennaio appena trascorso, ci fa dedurre che la caduta di acqua è quella di tutti i mesi di gennaio dell'ultimo decennio. 81,6 mm di acqua sono caduti nei primi 31 giorni di questo anno, quando la media di tutti i mesi di gennaio degli ultimi 10 anni è di 79 mm. Quindi la piovosità è stata addirittura maggiore rispetto alla media. Ma i più scrupolosi osserveranno, non è che nell'86 sia piovuto poi così tanto. Ma anche in questo caso le statistiche parlano chiaro. L'86 ha visto cadere una media di 69,5 mm di pioggia che rispecchia quella degli anni precedenti. Anche i soci dell'Associazione Pescatori della Marca Trevigiana, che ha in concessione le acque dell'Imbraga, non credono al fenomeno siccità. Parlano piuttosto di problemi a monte, il Limbraga sorge nei pressi di Lancianigo, e la causa andrebbe ricercata nell'abbassamento delle falde, connesso con quello delle cave. Bisognerebbe, dicono all'associazione, collegare quantomeno il Piavesella con questo ramo secco, ed esiste anche il modo per farlo, una chiusa che però rimane sempre chiusa. Intanto il Limbraga fa aria da tutte le parti. 1987, per la precisione 5 febbraio, l'ho voluto selezionare tra i tanti servizi per parlare del tema di Treviso e l'acqua. Treviso città d'acque,
che ogni tanto spariscono, che poi diventano invece i reflui degli scarichi urbani. Come commentare questo servizio in relazione all'attualità di oggi, che vede invece dei periodi di siccità interessanti e non solo dell'Imbraga? Le cose sono peggiorate. In che senso? L'Imbraga, per esempio, ha perso 800 metri di percorso, ormai secco, e questo negli ultimi 15 anni. Tutti i fiumi, tutti i canali, no, i fiumi, è giusto parlare di fiumi e fossi, hanno perso metri e metri, decine, centinaia. Ma perché di metri. piove meno o perché gestiamo meno male l'acqua? Perché l'acqua è distribuita malissimo, in modo, è consumata da altri, ecco, consumata da altri. E quindi le falde si sono abbassate per questo. Probabilmente in futuro non c'è una minor quantità di pioggia in modo consistente, è distribuita diversamente. In questi giorni è venuto giù, anche se non pare, più di 60 mm di acqua. In questi giorni? In questi giorni. Ma però prima ci sono stati 2 mesi in cui non pioveva. Quindi è sicuro, siamo di fronte a un cambiamento notevole della situazione. Allora, ecco. dal suo punto di vista, da italiano, come agire per salvarsi da queste siccità e poi inondazioni, cioè da questo sistema d'acqua che non funziona più? Bisogna fare in modo che ritorni l'acqua sul Piave. Ecco, il problema è questo, perché buona parte dell'acqua che arrivava all'Imbraga, alla Storga, per esempio, e poi tutti gli altri fino a San Biagio, è acqua del Piave che passa sottoterra e arriva in una parte dei fossi che passano su Treviso. Bisogna pensare in maniera diversa all'utilizzo dell'acqua del Piave, insomma. Certo, senta, sicuramente. Invece facciamo un salto in avanti dall'87, andiamo al 90, perché cominciamo ad avere un po' di percezione dell'utilizzo diverso dell'acqua. Si ricorda che quando abbiamo cominciato a discutere sulle fontanelle a getto continuo che nelle zone di Sorgiva zampilavano acqua costantemente giorno e notte. Guardiamo insieme l'inserto 17 con l'acqua sprecata, il servizio dell'8 ottobre del 1990. Da una decina d'anni a questa parte si vedono comparire sempre più di frequente nei giardini delle villette della periferia trevigiana e nei cortili delle case coloniche delle frazioni fontane d'acqua a getto continuo. Inizia così l'interpellanza presentata dal Verde Arcobaleno al comune di Treviso, Camillo Pavan, sui numerosi pozzi artesiani a getto continuo esistenti nel territorio. Pozzi che, con i reali pericoli di inquinamento esistenti, attingono l'acqua sempre più in profondità fino ad intaccare le riserve più preziose ed incontaminate. Il tutto praticamente senza alcun tipo di controllo. Perché basti pensare che ogni pompa di queste che lei può vedere ha un'erogazione media di circa 200 litri al minuto, quindi sono circa 3.000 ettolitri al giorno che vengono sprecati così per un malinteso senso di proprietà, di una proprietà che non può essere privata, la proprietà dell'acqua, è una proprietà pubblica di tutti e che deve essere gestita con cautela e con un po' di buonsenso, appunto, cosa che a quanto vedo non fanno i nostri amministratori. E qui è chiamato in causa in primo luogo il genio civile che, secondo l'interpellanza, non ha mai affrontato con decisione il problema. L'ultimo provvedimento, una circolare del gennaio 89 che imponeva limitazioni mai applicate. Latitanza amministrativa si accusa anche da parte dell'assessorato ai lavori pubblici del comune, che finora pare essersi completamente disinteressato del depauperamento di questo bene prezioso ed indispensabile. Come siamo messi noi oggi? Non è cambiato niente. Quindi l'acqua non c'è una gestione, non c'è un... No, proprio no. Questa è una cosa che è stata affrontata anche
Anche dal Parco del Sile, se non sbaglio, a un certo punto, quando si poteva parlare un po'. Cosa dobbiamo imparare da questo servizio, da queste immagini, da queste fontanelle? Ma adesso ad esempio c'è più cultura nel minor spreco? Cioè la gente si è messa almeno il chiavistello per chiudere un po' l'acqua oppure c'è sempre indifferenza? No, direi proprio di no. C'era un sistema molto semplice per conto nostro e l'abbiamo proposto anche, che la Regione regalasse a tutti quelli che avevano la pompa d'aria continua un qualcosa per bloccarla. Bastava regalarlo. Spendevano, non so, 1 milione, ma tutti quanti avrebbero avuto la possibilità di non avere il getto continuo, perché non erano dotati di questo. Era una cosa, un intervento molto semplice che avrebbe risolto qualcosa, non tutto, ovviamente. Perché adesso casomai le pompe a getto continuo non gettano più. Tra l'altro, perché si è abbassata la falda. Quindi bisognerebbe abbassare il tubo, pescare su un'altra falda, eccetera, eccetera. Però questo si sta facendo, perché si gira, c'è molto meno acqua sui canali, quelli di cemento messi su dopo la guerra mondiale. C'è molta meno acqua perché ormai ci sono le pompe che pescano sotto per quelli che ne hanno bisogno. Tutto sommato, forse da un punto di vista pescano ma consumano energia e quindi stanno attenti a non pescare troppo. Ecco. Mentre prima che gli arrivava... Ma i consorzi di bonifica in tutto questo? I consorzi di bonifica stanno gestendo il territorio come si faceva 50 anni fa. Cioè? Ecco, 50 anni, no, non di più di 50 anni fa. 60 anni fa il Rodano, in Francia, è passato dalla distribuzione di acqua in modo indifferenziato, tipo Piave, alla distribuzione con pompe. Ecco. Il tutto gestito da un'unica centrale. Quindi un'unica per tutto il fiume? Sì. Non come noi che abbiamo diversi consorzi. No. Noi fondamentalmente ne abbiamo uno soltanto. Ecco, bisogna passare a un modo diverso di distribuire l'acqua, con pompe, eccetera, eccetera. Se ne consuma molto meno, cioè il consumo è 1/3 di quello per la distribuzione a distribuzione. Ecco. Comunque diciamo che il tema dell'acqua è un tema che voi avete sempre cercato di affrontare e la battaglia continua ad essere, diciamo, continua. Mentre torniamo al tema delle discariche, abbiamo visto la discarica di Silea del 1980 e invece adesso ci spostiamo, giusto per non parlare solamente di Treviso, perché andiamo a vedere i timori di inquinamento della cava di Busta a Montebelluna. Famosa cava di Busta. Andiamo a rivedere quelle immagini, sono del 12 febbraio del 1991. La concentrazione di solventi clorurati e metalli pesanti nelle acque dei pozzi spia non è tale da far imporre immediatamente l'interruzione del prelievo d'acqua dalla falda, ma non è certo il caso di star tranquilli. È questo il parere di Luigi Oricoli, responsabile del settore igiene pubblica dell'Ulse 13 di Montebelluna, il quale, analizzando alcuni campioni di percolato, il liquido che si trova sul fondo di certi pozzi scavati apposta per controllare lo stato di salute della falda,
Dopo aver inviato gli stessi al presidio multizonale di prevenzione di Treviso, ha reso noti i risultati, come detto, al limite dell'accettabile. È stato immediato per i più addebitare la responsabilità della presenza di sostanze pericolose nell'acqua alla discarica di via Cerer a Busta, situata proprio sopra la falda in esame, già criticata numerose altre volte in passato sia per i rischi ecologici che rappresenta, sia per i disagi, ad esempio olfattivi, arrecati ai vicini residenti. Nessun dubbio in proposito per i rappresentanti verdi in Consiglio Comunale di Montebelluna, che ieri sera hanno chiesto gli interventi urgenti da parte dell'amministrazione, forti anche del contenuto della lettera che la stessa ULSS 13 ha inviato il 7 febbraio scorso alla Loggia dei Grani. La discarica, si legge, va espurgata quanto prima, tenendo anche conto della vicinanza sia in linea d'aria, circa 2 chilometri, che in linea di falda, di un pozzo a barcone dal quale si alimenta l'acquedotto di Vedelago. In alternativa viene proposta l'installazione di un impianto di trattamento e compostaggio che eviterebbe la costruzione di un inceneritore forse non meno pericoloso sotto il profilo ambientale, consentendo ad un tempo la separazione dei rifiuti organici da quelli di altra natura. Dal municipio, come è buona consuetudine in certi casi, si minimizza. L'invito a non allarmarsi però, se è pertinente per la cittadinanza, che ancora non corre rischi diretti, sembra questa volta non essere affatto giustificato se rivolto dagli amministratori a se stessi. Insomma, parliamo di discariche, però parliamo anche di acqua, perché le discariche continuano a inquinare le falde. Abbiamo sentito che si andava a pompare il percolato per cercare di trattarlo. Adesso noi cave sostanzialmente abbiamo quasi tutte, anzi discariche le abbiamo chiuse di fatto, perché facciamo una raccolta differenziata e quindi non portiamo più in discarica. Certo. Le discariche chiuse però continuano ad essere una bomba ecologica, mi pare di capire. E il futuro cosa ci deve riservare secondo Italia Nostra? Il futuro, da un punto di vista, il futuro è condizionato dal passato. Certo. Ecco. E quello che abbiamo fatto è un disastro che è quasi impensabile di poter risolvere. Caspita. Sì, bisognerebbe riscavare tutte le cave che sono state riempite. Ed è pensabile, cioè è possibile anche in termini, diciamo, pure con costi elevatissimi, cioè potrebbe essere ad esempio un recupero di quello che c'è lì, perché in realtà è materiale, metalli, cose. Sì, e dopo cosa ne facciamo di queste cave? Non è possibile riciclare, è impensabile. Insomma, purtroppo le cave sono delle ferite sul territorio che regaliamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Partono con questo regalo, con questo handicap. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi riprendiamo parlando delle osservazioni degli ambientalisti al territorio tra qualche minuto. Il coordinamento delle associazioni ambientaliste della provincia di Treviso sta per prendere posizione su una serie di argomenti, primo fra tutti l'escavazione. Ieri sera c'è stata una riunione dalla quale dovrebbero scaturire 3 documenti distinti su diversi temi. Il servizio è di Davide Camera. Il coordinamento provinciale delle associazioni protezionistiche trevigiane, che fa capo ad Italia Nostra, l'IPU e Lega per l'Ambiente, ha deciso di stilare 3 documenti a proposito di altrettanti argomenti spinosi, 2 a livello comprensoriale, l'altro più prettamente cittadino. I primi 2 sono l'escavazione e il Parco del Sile, l'altro invece riguarda la viabilità comunale. Andiamo con ordine. Le associazioni ambientaliste hanno esternato la loro preoccupazione collegata al famoso passante nord-sud-est-ovest. Qualora esso venisse fatto fra Treviso e Mogliano, afferma il coordinamento, riprenderebbe l'escavazione degli inerti e ci si troverebbe in una situazione difficilissima. Le cave sarebbero moltissime, troppe a detta degli esponenti delle associazioni, e in queste situazioni ad essere nel mirino è la provincia di Treviso. Un altro argomento che sta a cuore alle associazioni, alle quali su queste tematiche vanno aggiunti il WWF in prima linea ed altri gruppi ancora, è il Parco del Sile. Il coordinamento in pratica ribadirà la necessità di fare la riserva delle sorgenti. Non vorrebbero, insomma, i protezionisti che il parco servisse come alibi ai politici per non fare la riserva, che invece può vivere indipendentemente da questo. Prima, secondo il coordinamento, viene la riserva, poi il parco, sempre che vi si riesca, cosa difficile in clima elettorale, sottolinea Carlo Fassetta di Italia Nostra.
Terzo argomento, dicevamo, la viabilità cittadina. Alcune associazioni avevano presentato un progetto all'amministrazione comunale. Era un progetto che guardava decisamente al futuro, con la creazione di una metropolitana di superficie. Non è questo il punto. Le associazioni aspettavano una risposta, positiva o negativa, che ancora non è arrivata. E così prenderanno carta e penna e scriveranno. Quanto avete scritto? Quanto avete scritto in quegli anni e continuate a scrivere ai vari amministratori di turno? Tantissimo, tantissimo. Allora, qui ci sono diversi temi che il servizio richiamava. Partiamo dall'ultimo, quello della metropolitana di superficie, che mi pare di capire progetto che ormai è tramontato. Sì, purtroppo non se ne parla più. Certo, adesso non ci sono più soldi per farlo, perché bisognava fare la pedemontana. Quindi ritornare alla gomma senza pensare che invece probabilmente la metropolitana di superficie, di cui sono stati costruiti i sottopassi dappertutto, cioè è pronta, senza pensare che la metropolitana di superficie potrebbe risolvere sul serio alcuni problemi di traffico, di arrivo nelle città, perché il problema è questo. Ormai Treviso ha 90.000 abitanti, un po' meno, e attorno ce ne sono 130.000. Se noi non pensiamo che tanti di questi 130.000 vengono a Treviso, e come vengono, se non risolviamo questo, continuiamo a far passare 50.000 automobili al giorno sul cosiddetto piano urbano del traffico di Treviso. A proposito di traffico, lo sviluppo di questa tangenziale est di cui abbiamo sentito parlare prima, della viabilità diciamo extraurbana della città, lo sviluppo che era paventato con una possibile liberalizzazione della 27 che si ripete negli anni. Che futuro può avere? Adesso poi oltretutto col gancio del passante. È il discorso che abbiamo fatto all'inizio. Treviso continua a pensare a Treviso, non pensa ai comuni attorno, ai 130.000 abitanti che abitano attorno a Treviso, ognuno fa i suoi piani urbani del traffico, non si mette d'accordo, non si pensa a qualcosa, a una grande Treviso. Il problema è se abbiamo 130.000 persone, di cui un terzo viene a Treviso, Treviso sarà piena di traffico, di automobili, addirittura non tutti i percorsi, i modi di arrivare a Treviso sono serviti da una pista di biciclette, per esempio. Dovrebbe essere questa la prima, 5-6 km di bicicletta si fanno volentieri. Ecco, dovrebbe esserci un modo diverso, e qui torniamo alla metropolitana di superficie, da San Trovaso si può arrivare a Treviso molto più velocemente col treno, in bicicletta molto spesso, che non in automobile. Per esempio, ma ci sono tanti San Trovaso attorno a Treviso. Quindi si deve finalmente pensare che da Cassugana non si vede tutto quanto. Ecco. E Cassugana dovrebbe avere il desiderio di risolvere effettivamente. E qui entriamo nella parte politica, ma allora perché i Verdi sono spariti? Noi abbiamo visto la rappresentanza dei Verdi in Consiglio Comunale più di qualche volta, è stato proprio un periodo in cui i Verdi, che poi è la vostra rappresentanza di fatto, cioè la parte politica diciamo così delle associazioni, in realtà sono spariti, non esistono più, non sono più stati rieletti. Cosa è successo per cui non c'è voce, non c'è la vostra voce all'interno del Consiglio Comunale? Beh, noi non abbiamo mai avuto, noi Italia Nostra, sì, siamo sempre stati fedeli a una cosa, di essere apartitici. Questo ci ha dato la possibilità di essere molto liberi, pur avendo le nostre idee, però l'associazione
è nata con questa intuizione e ci troviamo bene con questa intuizione. Però come confrontarsi con chi poi prende le decisioni? In Consiglio Comunale è quello il punto dove in teoria ci si dovrebbe confrontare? Il confronto l'abbiamo ogni giorno, possiamo dire, perché è un confronto diretto. Se abbiamo un problema noi lo esponiamo, c'è qualcuno che lo ascolta e allora ci va bene, sono gli altri che non ci ascoltano e allora non ci va bene, però è un problema loro, insomma. Sì, noi diciamo la nostra e poi non ci ascoltate, vi prenderete le vostre responsabilità, insomma. Certo. Allora ci fermiamo un attimo perché andiamo a vedere invece l'inserto 18 che appunto parla di piani regolatori, di aree verdi e di WWF, siamo nel 1990, sentiamo cosa dice questa notizia. WWF? Vabbè, non parlo, non vedo WWF. Forse 18A dovrebbe essere, un WWF. Se no, allora continuiamo, casomai lo cerchiamo dopo, perché allora abbiamo parlato di, come dire, punti di vista da parte vostra e di Casugana che vi stava ad ascoltare o meno. Voi come vi siete contrapposti con una situazione che ha cambiato per certi versi radicalmente la città come Treviso Servizi, però prima di sentire la risposta vediamo il servizio, l'inserto è l'11 ed è il 16 luglio dell'86. In quest'area di 250.000 metri quadri situata nei pressi dell'aeroporto di San Giuseppe sorgerà una città dei servizi. Nella provincia di Treviso oggi mancano infatti i servizi che potrebbero dare una maggiore competitività alle aziende locali, come una banca dati con collegamenti internazionali, un centro di commercializzazione permanente, una sala prove per i materiali, un laboratorio di analisi chimico-merceologiche ed inoltre, siccome oggi l'impresa deve per forza di cose aiutarsi con il computer, un centro CAD-CAM. Abbiamo sintetizzato quello che sarà Treviso Servizi, al momento un progetto unico in Italia, che è stato oggi presentato da Antonio Romano, Presidente della Camera di Commercio. Questa Treviso Servizi è un servizio, scusate il bisticcio, che bisogna assolutamente dare alla imprenditorialità trevigiana, perché se noi non daremo questo tipo di servizi non potremo creare nuovamente posti di lavoro, non potremo aumentare il fatturato. Le nostre aziende a metà 1986 hanno un fatturato all'estero di 3.000 miliardi. I servizi sono necessari per un salto di qualità che, di fronte ad una realtà emergente come quella industriale della Marca, si rende necessario. Il progetto di Treviso Servizi verrà messo in pratica a partire dal prossimo anno. Sarà innanzitutto realizzato il centro CAD-CAM. Allora, parliamo di Treviso Servizi, era il 1986, il Presidente Romano, come si conveniva a quel tempo, faceva le conferenze stampa con il relativo pranzo a seguire, perché così spiegava bene le cose. Di questa Treviso Servizi adesso, qual è l'attuale, visto da Italia Nostra? Sospira detto, sempre, allora... proprio io continuo a stilettare di pieno su questo territorio. Allora abbiamo detto che Treviso Servizi non esisteva, che non aveva senso. Purtroppo se andiamo nell'area di Treviso Servizi adesso è frequentata fondamentalmente da qualche camionista, perché c'è un piccolo ufficio doganale e c'è in compenso c'è il CARD che è molto utile ma che poteva essere messo in mille altri posti. Per il resto è un'area? Per il resto c'è una pista ciclopedonale molto bella. Questa è ironia però. Ma è molto bella e molto frequentata. Quindi adesso per Italia Nostra cosa si deve fare di questa Treviso Servizi, anzi di quest'area di Treviso Servizi che di servizio non è? Si doveva fare la fiera, si doveva fare queste cose del CAD-CAM. Per conto nostro, visto che ormai è condizionata, si deve tirare fuori un vecchio progetto stradale, fare una specie di nuova Noalese che passi per Treviso Servizi, liberando la Noalese, liberando il quartiere di San Giuseppe,
eliminando anche l'ingresso all'aeroporto e risolvere in questo modo. Questo per il passante, ma una il resto cosa dell'area? che era prevista nel piano regolatore, che poi è stata cancellata perché si doveva fare la pista ciclopedonale, si fa a 50 metri e si risolve uno dei problemi perlomeno di San Giuseppe. Ma tutta l'area, che futuro deve avere? Perché sono campi lì, così, lasciate abbandonati, purtroppo anche abbandonati perché sono diventati difficili da usare. E lì edilizia abitativa? Facciamo un grande posto di manifestazioni come viene usato adesso. Cioè un'area, diciamo, espositiva, un'area per il divertimento, una sorta di... Può essere anche un'area, un nuovo campo sportivo, per esempio, liberando quello che abbiamo, che è in una posizione decisamente pesante. Sta parlando del tennis, mi pare di capire. Parlo del tennis, sì. E il tennis, secondo lei, che fine dovrebbe fare? Un bellissimo parco. Bellissimo parco, no parcheggio multipiano, scambiatore. Ci sta anche un parcheggio multipiano, per carità, ci sta anche quello. Quindi insomma, bisogna però ripensare, però ad esempio l'area di una fiera, no? Una fiera di Treviso, come si pensava di fare un'area espositiva? Una fiera perché? Per l'imprenditoria. Fare un po' di capannoni che restano abbandonati per 11 mesi all'anno, come la fiera di Padova. Ormai le fiere sono superate, c'è internet. Quindi anche il Vinitaly è segnato, insomma, secondo lei, cioè la fiera di Verona, voglio dire. Beh, insomma, stanno usando delle strutture che avevano un senso 40 anni, 50 anni fa. Tutte le fiere servono un mese all'anno. Secondo lei questa situazione del coronavirus, e andiamo nell'attualità, che ha digitalizzato praticamente le comunicazioni perché bisogna stare a distanza, eccetera, eccetera, e ha digitalizzato anche alcune fiere, sentivo quella di Berlino, per cui si è svolta che sia di fatto la morte delle fiere fisiche, allora? Per conto mio sono già morte, perché servono insomma, una struttura che serve, che lavora un mese all'anno, non si regge. Io ho ancora 2 minuti e volevo farle vedere un RVM per parlare di un ultimo tema come Presidente di Italia Nostra. Siamo ex Presidente, giusto, ha ragione, giusto. Allora, siamo nel 1990, in questi giorni siamo nel marzo del 1990, quindi 30 anni fa, e si parlava di Prosecco. Attenzione, se ne parla perché si parla di sbancamenti. Vediamo questo RVM sonoro. Italia Nostra di Conegliano punta il dito sui problemi che interessano la morfologia del territorio. Sotto accusa questa volta alcuni lavori di sbancamento che stanno stravolgendo l'originaria morfologia di alcune colline vicine a Collalbrigo. Questi ed altri interventi antropici, secondo Italia Nostra, sono sempre più numerosi, vengono realizzati senza controlli e costituiscono un gravissimo pericolo per la sopravvivenza del paesaggio originale, sempre più brutalizzato e banalizzato. Le colline di Collalbrigo sono note infatti per le loro caratteristiche di natura aspra. I lavori le stanno rendendo simili a quelle romane, tendenzialmente tondeggianti. E qui andiamo all'ultimo tema, cioè quello del Prosecco. Prosecco, ambiente, binomio che deve funzionare perché UNESCO ce lo chiede per certe aree, però per altre, ad esempio lo sfruttamento perché la richiesta economica del Prosecco è importante, e quindi soldi o ambiente? Ma per conto mio la tutela dell'ambiente fa anche guadagnare, in salute sicuramente, ma la tutela si fa lavorandoci sopra, e lavorandoci sopra in certe situazioni il lavoro non può essere un lavoro meccanico, deve essere un lavoro fatto quasi con gli strumenti di una volta. Ma gli sbancamenti così che adesso mi pare di capire sono stati molto limitati perché sono molto attenti nel territorio. Sì, ce ne sono stati soltanto 3.
in quest'ultimo anno. Sono stati probabilmente in passato quanti erano? Beh, molti di più. Quindi abbiamo una coscienza almeno per quanto riguarda il territorio che in questo momento è traino per l'economia dell'area? Relativamente. Quindi non abbiamo imparato niente un'altra volta? Quando si pensa così all'accoglienza diffusa, bisogna pensarci sopra molto, perché l'accoglienza diffusa si fa con le automobili e in certi punti bisogna sbancare, fare una nuova strada per arrivare in alcuni punti con l'automobile. E quindi bisogna stare molto attenti, perché non tutti i posti sono adatti per l'accoglienza. Oppure è bene, bisognerebbe scrivere divieto di ingresso per le automobili, allora si vanno quelli in bicicletta o a piedi. Non so se questa accoglienza sia molto compresa. Va bene, grazie a Alberto Zandegiacomi. Abbiamo visto l'ambientalismo negli ultimi 30 anni, oltre più di quasi 40 anni. Abbiamo cercato di capire il passato, il presente lo viviamo e speriamo bene per il futuro del nostro territorio. Come sempre finiamo qui e l'appuntamento è per venerdì prossimo. Arrivederci.